La campanella per 700.000 giovanissimi veneti è tornata a suonare ieri, ma non senza proteste e difficoltà. A fare i conti coi tagli all'istruzione inflitti negli ultimi anni anche alcuni istituti veneziani, come il comprensivo Diaz, dove è stata cancellata un'intera classe di prima media. Alla fine dello scorso anno, con 78 iscritti, tra i quali 2 disabili, ai genitori degli alunni della Calvi in via Garibaldi era stato assicurato che le prime sarebbero state 4. Appena 10 giorni fa, invece, la comunicazione che saranno 3, una con 20 ragazzi per ospitare i diversamente abili e 2 con 29 studenti ciascuna. Numeri troppo alti per aule dove 29 banchi non ci stanno neppure e dove la sicurezza dunque rischia di non essere garantita. Ecco perché ieri le famiglie non hanno mandato i bimbi a scuola e si sono invece recati a protestare insieme alla dirigente scolastica e ad alcuni docenti davanti all'ufficio scolastico regionale. Proteste anche alle superiori. La rete degli studenti medi di Venezia e Mestre ha iniziato subito la mobilitazione distribuendo volantini in cui si descrivono le condizioni delle scuole italiane dopo la riforma Gelmini. Il problema più grave è la scure abbattutasi sul corpo docente. Nel veneziano 763 posti in meno negli ultimi 3 anni e 4.470 ragazzi in più. Insomma, l'anno non si apre nel migliore dei modi e per il 7 ottobre a Venezia è già in programma la prima giornata di contestazione.